Da Trento il giorno dopo parte uno dei tapponi del Giro d'Italia. La tappa più lunga del Giro, Trento-Val Senales. Si arriva a quota 2000. C'è il passo di Pennes, c'è il Monte Giovo. Ecco i fuggitivi del momento. Zaina è ancora fra i protagonisti. Anche Fondriest, con molto coraggio, era uscito dal gruppo. La Mapei fa buona guardia. Non concedono spazio a nessuno. Anche per Zaina e per Buena Hora la sorte sarà identica. Nulla da fare. Su questa lunga e pedalabile salita che porta al traguardo in quota della Val Senales hanno buon gioco gli inseguitori. Ed entrano in scena gli scattisti. Parte Ugrumov, quasi un gioco da ragazzi per Toni riprenderlo. Ci prova Rincon, è fuori classifica e Toni Rominger non si muove. Poi parte ancora Ugrumov. Berzin lascia fare, guardate. Ma guardate con quanta facilità Toni Rominger piomba sul lettone della Gewisballan. Via libera solo a chi non è in classifica. Al colombiano Oliveiro Rincon. Attenti a lui per il gran giorno dei mondiali in autunno in Colombia. Intanto vince la grande la tappa più lunga del Giro, quella della Val Senales, 240 km. E Rominger si scatena nel finale, a ridosso del traguardo. Con un'accelerata fa fuori Berzin che appuccia gli altri. Gli resiste a distanza solo Ugrumov. Nulla da fare contro Toni.